Il fendente è sferrato dritto al collo, sorprendendo il 22enne del Lido alle spalle. All'origine della violenza la colpa, secondo i suoi assalitori, un 19enne e un 21enne inglesi, di essere intervenuto in difesa di una ragazza oggetto di molestie. È stato proprio lui a estrarre la lama dal collo, rischiando di morire dissanguato. La scena, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale La Bussola, in Campo Bella Vienna, vicino a Rialto. Questa la ricostruzione degli inquirenti degli attimi della notte di follia. Restano intanto in carcere i due cugini londinesi ritenuti i responsabili dell'accoltellamento. Il locale è stato sottoposto a chiusura forzata dalla notte dell'accaduto. L'accusa per i due è di tentato omicidio. I cugini erano in laguna da circa un paio di settimane, sono stati trovati nell'appartamento di una parente italiana in centro storico. Dalle indagini è emerso che i due giovani erano arrivati a Venezia a fine gennaio per una vacanza e avessero con loro già pronto il biglietto aereo del ritorno. Avevamo due volti a cui bisognava dare una identità e in questo senso prezioso è stato un duplice metodo di lavoro. Da un lato attività di OSINT e quindi di analisi delle fonti aperte e dei profili sui social media, dall'altro una cooperazione internazionale di polizia stringente, proficua, importante tra la squadra mobile di Venezia ed il servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite dell'esperto per la sicurezza a Londra. I due indagati restano dunque a disposizione dell'autorità giudiziaria e del loro fermo è stata informata la rappresentanza diplomatica del Regno Unito. Intanto la questura fa sapere che proseguono le ricerche dei sommozzatori della Polizia di Stato per cercare nelle acque del Canal Grande l'arma utilizzata per il delitto. Fatto eclatante quello dello scorso 14 febbraio, ma non nuovo nella zona e che per questo preoccupa commercianti e residenti del centro storico. Episodi come questo comunque non dico siano all'ordine del giorno, ma diciamo che ogni 10 giorni accadono. È una violenza costante e continua, una enorme delusione nei confronti di chi? Delle nostre istituzioni ovviamente. Deve esserci sui punti caldi una presenza costante delle forze dell'ordine.